Mandi a tutti e bentornati con l'appuntamento dal notiziario per Furlan di Telemare. Voi svevelin di al che interessa una lavora nel nostro territorio, stand che fevelin di grandi opere. E vin con no al presidente del comitato Pavetta del Friuli Rurale, il signor Davis Tibaldi. Mandi e benvenuto. Mandi a tutti e buondì a tutti. Allora, come che vi ho detto sulla tavola, vin la certina che non si è portata il signor Tibaldi dal tracciato dall'elettrodot che va a dire la RA, forse, qui sa, dire di Puglia a Udin. Allora, il signor Tibaldi noi domandi se non sconta la storia un po' di questo elettrodot che interessa una volta al comitato. Sì, questa è una storia disin emblematiche perché spiega in qualche maniera i disastros di une politiche e di una incapacità da politiche di governare i propri territori di fronte a interessi che sono interessi grossi e che riguardano le energie, tal caso specifiche, e che riguardano una tipiche anomalie italiane e regionali. Prima di tutto bisogna dire che questo elettrodotto al nasce il 2006 finché dal 2007 ha subito una decisive impronte regionali con una grande forzatura da parte dall'assessore regionale dell'epoca, Lodovico Sonego, d'accordo con l'Eterna, che è le società italiane che ha il monopolio dal trasporto delle energie massive entro l'Italia, per realizzare un enorme elettrodotto, calare l'elettrodotto impostato su tralicci alti 70 e più metri, lungo circa 40 km di Puglia appunto a Udine Ovest e zigzagante in mezzo ai campi, in mezzo da comunità e dai borghi rurali dal Friuli, con questa grande dimensione in realtà non serviva a nessuno un elettrodotto a doppie eterne, cioè un doppio elettrodotto di dimensioni, di altezze spropositate, con un impatto visivo e un impatto sull'economia locale drammatico, nel senso che varesse frenato, opzionato qualsiasi possibilità di evoluzione, oltre che paesaggistiche, anche di evoluzione proprio concrete dal lavoro dai campi sotto questo mostro inutile sostanzialmente per il momento, ovvero lo hanno spacciato come una roba utilissime, in realtà è come un'autostrada enorme che parte un'energia incredibile in mezzo ai campi, cioè senza un senso, e senza energie di Chioli a Re di Puglia e senza energie di Partà, manco per il momento. Questo elettrodotto nasceva in pratica con l'idea di portare fuori le energie di quel che doveva essere le centrali nucleari di Fossalon, che dopo è state bloccate pur tenude segrete per Heinz e è state all'ultimo bloccate dal referendum contro il nucleare. Passate che ipotesi, l'elettrodotto quindi si è ciruto atris raisons di vite, pur sempre contrabbandante attraverso i giornali venduti e le opinioni pubbliche, il contrabbandante l'idea che era utilissimo per il Friuli, che dava sicurezza al Friuli. In realtà assolutamente no, perché anzi di crescere il consumo energetico è diminuito drasticamente dagli ultimi anni. L'idea è quindi che questo elettrodotto diventa le leve di per procurare altri implants energetici
che ovviamente non coventin alle nostre tiare, ma che servissero in una logica generale di trasporto di energie e di un paese che non ha regole in fatto di energie e che ha però dagli utenti che pagano le bollette e che pagano tutti i capricci e tutti i matadis dagli enti che controllano le energie italiane e straniere. O altro senso, quintra par principio disegna a questa opera o avete proponuto alternativi? Non dal primo momento vin proponuto subito un'alternativa, che erano le alternative più moderne, più logiche, applicate dai paesi civili e anche da regioni più civili da italiani. Le alternative erano che invece di fare queste enormi mastodontiche opere, di interrarlo semplicemente lungo le autostrade, approfittando anche dal fatto che si doveva fare le terze corsie, quindi interrarlo di flanco all'autostrada e in queste maniere approfittando dal fatto che comunque attorno alle autostrade è una fase di assoluta inedificabilità e quindi queste linee non verranno assolutamente danneggiate nessuno. Le stesse rube in condizioni ben più difficili da nostre morfologiche e geologiche si sta facendo con le stesse terna si sta facendo in Piemonte per 190 km le linee che vengono da Francia e sarà interrate lungo un'autostrada che è ben più movimentata in condizioni morfologiche ben più accidentate e problematiche. Quindi dal punto di vista realizzativo non ha ostacoli. Il vero ostacolo quale è stato? È stato il servilismo da nostre amministrazioni regionali, le quali non prive di competenze, prive di coraggio e prive di amor passo patrie e ha svenduto le soluzioni più comode imposte dal proprietario, dall'INIS di alte tensioni italiane. In un Stato che oltretutto non redice, non fa il plan nazionale delle energie già di 24 anni. Non è un paese che non sono uguali tal mondo, non è un paese il più scalcinato paese dall'Africa, non è come il nostro, che là si fa volutamente e non redis, non fa il plan energetico nazionale. Analogamente anche questa regione ha imparato a non fare il plan energetico nazionale, però dagli ultimi tempi ha fatto una legge sulle energie che è assolutamente disgustosa, che ha favorito completamente i potentati e tutti che si affacciano in queste aree per fare tutte le strutture energetiche che urino liberamente e ciò nonostante queste leggi, le leggi numero 19 dal 2012, è stata immediatamente bloccate dal governo centrale per tutta una serie di di inefficienze, di inadeguatezze e di assolute improponibilità sul plan costituzionale. Quindi ovin una struttura regionale che è incompetente, o possiamo dirlo, e assolutamente asservite. Sulle basi di questi principi, i sindaci dal 2007 sono stati convocati e di Bruti è stato ordinato di firmare l'accordo per realizzare questo elettrodotto. L'elettrodotto non aveva neanche un progetto e io obbligavo a sottoscrivere l'accordo. Fra i primi che hanno sottoscritto l'accordo senza un progetto, senza una motivazione, senza un mandato, senza le possibilità di contrastare o comunque di discutere il progetto, perché a nessun sindaco è stato mai domandato di essere un ingegnere elettronico,
e di competenze vasti, ma è stato come domandato di rappresentare le leggi e l'interesse dei propri cittadini. I primi due comuni che hanno accettato a priori è stato San Pier di Sonzo e Villesse, che si sono addirittura prostrati davanti a queste soluzioni. Altri comuni invece hanno resistito dal primo momento, soprattutto sulle basi di una nestre di fide che vi mandata a tutti per intimare una di considerazione dai confronti dei propri amministrati, da legge soprattutto, e dal buon senso. Tal senso che non potevi là, senza un mandato politico e senza une competenze tecniche, non avresti mai potuto là sottoscrivere un accordo che io impegnava di fronte all'Eterna senza più possibilità di revoche. Qualche sindaco, ripeto, l'ha ceduto al primo momento, ma le robe più disgustose è che le regioni e l'Eterna hanno convocato per questo incontro tutto un gruppo di comuni, buone parti che i comuni non c'entravano in noi con l'elettrodotto, però ha fatto numero, nel senso che a quei comuni che erano in 32 in tutto, dove i 13 erano coinvolti più o meno direttamente dal nuovo elettrodotto, eppure hanno fatto firmare anche gli altri, che beate loro e hanno firmato proprio essendo sicuri che sul loro territorio non sarebbe passato, quindi colpendo che erano le vittime predesignate. Ora vi domandai, lui ha detto noi sindics, non sono le domande di essere esperti che si chiama, ma altri di sé competenze se si sono dotati per fare le vostre proposte, le vostre lotte. Allora, premessa è seguente l'indicazione di Shakespeare che diceva one third inspiration, two thirds transpiration, cioè un terzo urvi in genialità e culture e due terzi sudor, o vin si vin di fine che Jansky, o vin approfittato anche di una me competenze che io ho lavorato a grandi opere per una vita disin che lo sai benissimo i meccanismi e io conosco perfettamente i meccanismi che vengono utilizzati per promuovere o per obbligare il consenso in Italia. E c'è che invece ragionevolmente abbiamo fatto in paesi civili come le Franze o le Germanie, o le Spagne, là che invece opere pubbliche di grande impatto e vengono preliminarmente discututi e non deciduti da ostaris romanis. Chi invece non vin impegnato il sangue per studiare, per essere competenti, per promuovere incontri con le int, per informare le int, per informare gli amministratori, per contrastare in ogni sede opportuna, per informare tutti. E ho mandato fuori come comitato centenari di comunicati stampe, centenari di lettere inviate ai ministri, imponendo di volta in volta le verità e comunque le ragionevolezze di fronte alle ostilità e alle imposizioni e mettendo sempre intiantonanti i nostri politici sulle loro responsabilità. Non ho assistito a situazioni paradossali, quali per esempio che di Tondo, dal presidente della regione Tondo, il quale ha consentito queste opere il 3 di lui dal 2009, quando era in corso le valutazioni tecniche. E questo lo ha fatto in presenza di un piccolo numero selezionato di deputati da nostra regione in una trattorie romane. E lui ha dato il consenso in una trattorie romane, non essendo assolutamente competente sul plan tecnico e assolutamente incompetente in quel momento sul plan formale, perché non avrei mai dovuto dare un consenso a un'opera al di fuori di che sono le procedure di legge.
di dove è applicata valutazione di impatto ambientale. Il percorso è stato durissimo, non l'are nessun esperto italiano o imprese italiane disposte a contraddire l'Eterna, anzi loro mi dicevano chiaramente, io ti dico che le alternative con l'interamento si può fare tranquillamente e costa tanto, però non sta a dire che te l'hai dita io perché se no non lavori più in Italia. Ho vinto il più grande proprio per dimostrare che ho in plena ragione dal 1 di settembre del 2009 ho fatto venire le più grandi imprese mondiali, le più antiche imprese mondiali che realizza elettrodotti interati e da persone dal suo vicepresidente, un'impresa che realizza elettrodotti di altissime potenze dal 1890 volte, le prime al mondo. Si chiama le Suez Cable, che chi è venuto io e viene fatta una ricognizione lungo il percorso e anche fatto visione di tutto e dopo alla fine io vi fatto incontrare presidenze da provincia di Gorizia, alle presenze di Gherghetta che devi dire all'estate eccezionale in tutte queste vicende perché l'ha sostenuto con grande competenza anche perché lui aveva lavorato tra elettrodotti interati ai teams con l'Enel e l'ha sostenuto sin dal primo momento fino all'ultimo queste elettrodotti interati in alternative a queste ecomostro che realizza l'Eterna appunto col comfort di Tondo e soci. Il conforto ovviamente dal sindaco di Villese e di San Pier di Sonzo. Le questioni è che queste imprese e ha spiegato sia a Gorizia alle presidenze di Gorizia con i sindaci sia alle presidenze da provincia di Udin con tutti i sindaci, gli enti eccetera, giornalisti e rappresentanti dai comuni, sindaci e così via, ha presentato le assolute normalità dai paesi normali di poter realizzare elettrodotti interrati, il suo costo reale, no? Che il costo esagerato che l'Eterna aveva indicato sin dal primo momento per giustificare le scelte che aveva operato, eccetera, eccetera. Insomma, o sin là vi ha su un chiarimento proprio, smaccato chiarimento che le alternative esistevano, erano valide, non costava un'enormità e comunque realizzava che i contenuti di salvaguardia dal territorio, dal progresso dal Friuli, da potenzialità dal Friuli, da salute e da sicurezza anche da linee e dal team. Se Walter hai letto si è interessato di un'alternativa che si chiama smart grid, no? Al contrario sì, da power. Perfetto. Ecco, chi sta lì? Sì, chi sta lì anche disin cool team ovin anche, oltre a indicare le alternative tipologiche di questo elettrodotto, perché non ho vendito dal primo momento, se al serve, se o dovessi farlo, fasilo interato. E comunque, attenzione, questo non è il modo di procedere. Il modo dal futuro è le smart grid, cioè le griglie intelligenti, rispetto a sé, alle super grid, cioè a che invece l'Eterna reclamizza come una furbade che è dai grandi elettrodotti. Cioè i grandi elettrodotti e trasportano energia in su e giù indipendentemente da popolazione che vive, da risparmio energetico,
da capacità dal territorio di produrre energie impropri, perché chi se ruba all'ostacolo la far dai super elettrodotti. Il super elettrodotto la interessa a canalizzare il traffico a tignilo sommans e a impedire ovviamente che si crei un sistema leato al risparmi, al diffuso trasporto locale e alle autoproduzioni e soprattutto alle produzioni di energie elettriche di rinnovabili. Ecco, chi non letta l'interesse dai grandi trasportatori di energia, che hanno un'altra logica, che anche di tenere in mano anche il potere dell'energia, non come l'energia in sé, e quindi controllarle. E quindi, creando questi autostradis, crea anche cristallizzare il sistema e vincolare sul loro sistema le costruzioni di nuovi centrali, di nuovi sistemi di produzione. Le smart grid o griglie intelligenti, che è sempre più applicate al mondo, invece, ha un sistema più territoriale, di controllo territoriale, tal quale le Inte partecipe al minimo consumo possibile di energia, non al massimo consumo e trasporto di energia. E sono due filosofie antitetiche. In pratica la smart grid si Dunque, applica, insomma. le smart grid e le ADE ha un sistema che regionalmente o in maniera provinciale realizza attorno all'abitante che diventa lui il promotore dal proprio destino e dal costo della propria energia e utilizzando ore che è più disponibile, perché per esempio nessuno la dite dove si tabai di utilizzare le lavatrici di notte eccetera in oris che ma chi sta lì diventa un elemento automatico attraverso un sistema anche che usa le tecnologie moderne e che ha un immediato controllo dai variazioni di costo, variazioni di produzione di energia, eccetera, e soprattutto di un uso distribuito al territorio di produzione di energie riproducibili, insomma, no? Non leate al fossile. No? Chi sta al conflitto completamente invece con le grandi linee, ripeto, che hanno bisogno di grandi centrali da cui estrai l'energia. Ecco allora che queste linee che non serve a nessuno in pratica si impone attraverso le future realizzazioni di nuove centrali elettriche. Per esempio, è caldegge e è leade alle produzioni di una grande centrale a carbone a Monfalcone, che darà senza queste robe, ma carbone a Monfalcone è una bestemmia, e è una roba, un territorio che ha già subito centinaia di morti per l'asbestos, per l'amianto, al devi come la sotto il capello di una capa di carbone che è una logicità, è pericolosa, è per salute, è una disgrazia, dove perché un capitale straniero ha avuto le promesse di fare bezzi in un territorio che duce evidentemente hanno considerato arrendevole perché hanno aiutato ai voi in essere governanza. Non dipende dal può strategico che ha magari la plana forlana o la plana forlana orientale, che nel caso del Gurisang non è un territorio che si può dire vergine, no? Dal punto di vista da urbanizzazione, e si avvinza un'autostrada, insomma altre opere grandi. Sì. Però non è il caso magari di davanti a rovinale, no? Sì, no, ma chi sta lì è interessante, perché per esempio se guardate lì lei il SIA, il studio di impatto ambientale da Terna, da proposizione dall'elettrodot, proprio da zone ski dall'Isontin, o lei sono una roba interessante, le pratiche a missione che l'elettrodot è una roba deturpante, una roba che va quindi l'aspetto paesaggistico, ovvero l'ure dising il territorio è già dominato di una serie di elettrodots, quindi che già hanno rovinato l'ambiente, quindi un in più noi fa snuie. Ecco,
Cioè, queste sono le logiche che determinano, invece di là avviare un interamente, una ricostruzione del territorio su basi di più civili, più leali alle salute pubbliche e anche all'apprezzamento di un territorio di buona qualità, paesaggistiche, oltre che non smentealu l'articolo 9 della Costituzione italiana al dis claretont che bisogna proteggere il paesaggio. Ecco, dove che la sarebbe bastata? Ebbene, l'Eterna si è sempre rifiutata al suo progetto, la riproposizione dal progetto di considerare le soluzioni alternative. So, dovesse vi che da regole progettuali, dal buon senso, non come da regole, alle obblighi sempre di considerare le possibili alternative e di confrontarli in maniere paritetiche sul plan del costo, sul plan dell'impatto, eccetera. Periodi quale che è la soluzione migliore, quale che è la soluzione, diciamo, ideale. Ecco, l'Eterna si è sempre rifiutato di farlo. Il progetto non ha mai avuto queste valutazioni, tra le quali doveva essere anche indicate le opzioni zero, ovvero le opzioni che magari si realizza con le manutenzioni dall'esistente, con il potenziamento dall'INIS esistenti senza fare un bagno. Le altre fanfaronate è state quelle di dire sì, ma non ho già 110 km di linee vecchie. Benissimo, ma le linee vecchie tu le diavi anche se tu interris. Le linee vecchie tu le diavi proprio perché tu lo dichiari tu che sono vecchie e quindi inaffidabili. E quindi tanti di che schie loro stesso lo hanno detto che sono ben 150 volte, 160 chiasis in pericolo sotto le linee vecchie. Allora un obbligo che doveva essere realizzato di quando si sono renduti conto di queste robe. Perché non ora invi muore sulle coscienze e non ora che altri se vedi i nostri muore sulle coscienze. Quindi, dici che il problema non è un problema stupido, il problema è che di fomentare poi, per esempio, induttivamente anche lì la realizzazione dai rigassificatori. Prima che il di Zaule a Trieste, con annesse centrali elettriche a gas, ovviamente, perché dovesse avere che il gas arriva in grandi quantità ai rigassificatori attraverso le nas gasieris e lì il punto ideale è immediatamente utilizzarlo anche perché diventare come dice è complicata incanalarlo e mandarlo attraverso i gasdotti in giro per il mondo sia che lì sia che davanti a Monfalcone in mar Viard. Ecco che i rigassificatori sono una boiade assolute anche perché santo Dio in zone di guerre come che chi al pari incredibile che in un port stretto come quello di Trieste là che se lo isa io di già il terminal petrolifero o io dis le difficoltà che hanno anche le guerre per tirarsi dentro i petrolieri a metti anche i gasieri in quel budiel alle veramente di criminali e chi non può essere assolutamente tollerato. Le questioni è una questione di salute, una questione anche di praticità, tal senso che se Guatri solisa a controllare il comportamento dall'unico rigassificatore dall'Alto Adriatico che è di fronte a Rovigo di chi stanno all'estate inoperoso dal momento a guerra, cioè dal momento che faceva più freddo dall'anno passato. Quindi Olinga fa una roba e lì non è le guerre che è da bandinestri. Era un evento fuori dal normale. Sì, no, la normalità. Sì, ma lì però dici, cioè, venga a mangiare l'uso del gas e le vantaggi del gas proprio dal momento che il covente di plui, insomma, è assolutamente ridicolo, è assolutamente penoso che roba qui. Ma fa veramente di non come è il problema energetico, ma sono anche altre opere che hanno interessato l'attività del vostro comitato che dovrebbero essere interessate. Che di fatto interessa in Dutch, anche se non è l'interesse proprio da in grandi opere come le autostrade sì. o i centri commerciali che rovini sì, anziché sì, so. sì.
Ossia una tiare di conquiste, quelle trodozze sono i gasdoz, o mi telefonava un abitante di San Pieri che era disperata e mi arrivate le lettere dai gasdoz, ma tutto in un contesto che non è programmato, è tutto un contesto a tucuz, con le tecniche dello spezzatino. Allora si fa spassare un tucut alle volte, una tessere di un mosaico enorme alle volte, senza faiodi alle cittadinanze, alle int, qual che sarà le configurazioni finali, per cui o si approva un tucut di elettrodot, dopo si approva un tucut di gasdot, dopo si approva una pizzole centrale, dopo che l'altro, dopo il teatro. Tutto al di fuori di qualsiasi logiche di carattere programmatorio. Il problema da strade, non ho vinto di fronte a una serie concatenate di idiozie, di uso stupido al territorio, di opere inutili come le Palmanove Manzan, per esempio, una superstrada che costa come un'autostrada nuova e che ora in fa, nonostante che Manzan non vedi più un'attività produttiva degna di chi non. E questi operi che vengono fatti perché e oltretutto opere che producono diavis e producono ulteriore abuso dal territorio inutili che costino che le cui manutenzione costa. Allora, e che oltretutto sono che opere che di più e arrechin il meri. E chi non lo dice, chi basta lei articoli sul Sole 24 Ore, io di troppo che disin il malaffar si annide da opere stradali e tagliavis che sono collegati alle opere stradali. Chi mi tocca disi, ma insomma, un calpercor le villes gurizze si rende conto di questa grande accelerazione, grande enfasi che è andata a queste tocchi di ampliamento di autostrade, quando si rende conto che il traffico è inesistente e quindi dà un premi di accelerazione e introduci costi di così elevate portate e soprattutto metti in prime linee le realizzazioni di un tocco di autostrade che non è sul percorso critico, che non è come dici, un elemento insostituibile al potenziamento del sistema trasportistico regionale, ben chist al parte a disi tranquillamente che queste accelerazioni, queste opere e covente dome per essi propagandate in sede preelettorale. E se usa il premio di accelerazione che non si fa con la velocità da macchine, no? No, il premio di accelerazione è un premio che viene introdotto ai casi in cui problematics, in cui operis di rilevante importanza e di drammatiche utilità e di necessità impellente e hanno bisogno di essi, come dici, sburtadis e incentivanti il realizzatore a realizzare tutti i possibili tecniche per accelerare le realizzazioni e quindi al ben premiato per accelerazione. Ma chi si fa in che condizioni lì? Non in un'autostrada che non coventa a noi e che ha un traffico insignificante. Sì, di fatto vi ho detto, slargiante la linea di ingrandimento e la linea ora, si vede che la nostra regione i traffici non sono ben collegati, nonostante che sono sempre cantieri nuovi, però siamo là di Pordenone a Odin, si gira di fare. Sì, le altre rube, insomma, per fortuna che sono stati i comitati che hanno fermato il Pidavotis, perché insomma se fosse in Lazio in denant, come a queste ore, avevi anche in fase realizzative le autostrade da Carnie, che hanno altre monade, una roba insensate, che non stanno in silentiare e che però vengono sburtate sempre con le logiche da opere inutili e da cosiddetti grandi opere come le TAV per esempio, altre vergognose situazioni che e ven come dici e sono eins che
e vengono sburtate in denaro con presupposti che sono assolutamente anti-economici, che sono assolutamente impossibili e soprattutto con le menzogne che Aurili sei l'Europa. Queste è una roba drammatica che va smentita completamente e va assolutamente impedita che i politici cialtrons di continuare a dire che è l'Europa che è ur. L'Europa è ur dome che si realizzi l'ammodernamento dal sistema miglior possibile. Non ordine che si rifà un'età demenziale che serve sia teoricamente sia al trasporto merci che al trasporto dei passeggeri, con una assoluta impossibilità di far convivi questi due tipi di trasporto. Sì, sempre sulla tavola, vorrei domandare, a se Ponzino in DDV e soprattutto Talgorisan se vi darino su sede, perché avviene la provincia che dà l'aeroporto e che dà un'autostrada che collega i due territori che hanno più ricchezza no? Da regione. Sì, chi bisogna dire, così arrivati a un livello di assoluta assurdità. Un'età non è età se è convive con un trasporto merci. Un'età, cioè un treno ad alte velocità, non può essere ad alte velocità se ha continui stazioni intermedie. E è un'assurdità. È mancul il so. Cioè è inutile comprare una Ferrari per partire a spandere le dante ai camps. Non si può mettere su un treno che costa un sacco di bezzi a cori a disegno come un treno normale. Ecco, allora chi si sta perdendo veramente il senso di queste robe non sono i bezzi per poterle realizzare, però stanno sburtando comunque in denaro le questioni. Moretti, il presidente a Ferrovie Italiane, ha dovuto ammettere che il treno alte velocità di queste bande d'Italia non ha senso perché non è il mercato, non è l'utenza che lo può sostenere, che il conviene sempre dichiarato non ha senso assolutamente la Viars Est, la che con un treno che nominalmente al dovere sla 350 all'ora, la finì in Slovenia, là che si sono imponuti velocità di 160 all'ora, cioè non stiamo buttando via non dome i pezzi, ma anche il buon senso. Allora, in quel senso che il treno è interrotto, non solo, ma hanno dovuto considerare che dal primo momento, nonostante che fossero osteggiati, erano le linee preferenziali, cioè le linee verso il nord, verso il Baltico, lì che effettivamente è la concentrazione dei grandi porti. Fermo restando che comunque che il calcovente è soprattutto una linea sulle lunghe distanze che funzioni ferroviarie dal merci. Il merci che si vinduce allo stato attuale è inefficiente al lavoro al 45-50% da sua potenzialità attuale e non ho sempre dite che va preferire e favorire le opzioni zero, cioè il potenziamento e l'ammodernamento delle linee esistenti. Questo con gran vantaggio non di un unico contractor che vendi fuori, ma di una miriade di imprese che lavorano sul territorio. Chi si sta però partendo comunque in denant due tre punti che sono come dici preludio da TAV, una di che chi è assolutamente vergognosa, come il collegamento fra le ferrovie e l'aeroporto di Ronchi dei Legionari. Ronchi dei Legionari è un aeroporto di terza categoria, che fa il massimo per aumentare i propri passeggeri, ma è un aeroporto di terza categoria. Benissimo, e hanno voluto realizzare le stazioni da TAV davanti all'aeroporto di terza categoria, che tutti sapevano che non può essere ingrandito,
che non può essere espanso perché non sono le condizioni fisiche, morfologiche per poterlo fare. Però loro hanno pretenduto di fare le fermate da TAV come se si trattasse di una metropolitana leggere. Tu vai a Monaco, tu vai all'aeroporto di Francoforte, tu hai le metropolitane che arriva sotto, ma è una metropolitana, è un treno metropolitano, non è le TAV che ha le presunzioni di collegare il mondo. Ben chi no, chi ha voluto fa queste robe e crea una specie di piattaforme che è una piattaforme ridicole, oltretutto fatte in corrispondenza dal punto la che hanno i pozzi di emungimento per Gurizze. I pozzi di emungimento da laghe per Gurizze. Allora, si hanno fatto e hanno eliminato i pozzi. Obleant come Gurizze andò a comprare le aghe alla Cegas di Trieste, le quali a Cegas e chiappe i pozzi, ok di grado, le quali a Cegas di Trieste chiappe le aghe sempre in bisaccherie e quindi Gurizze dovrà pagare il prelievo dalla Cegas di Trieste che pure chiappe le aghe da aree goriziane, dove perché che qualche idiota ha stabilito che la vincerà tutti i pozzi per poter fare queste piastre di collegamento tra le ferrovie e l'aeroporto. Ora, se uno al conte, troppe persone che chiappino il treno per la chiappare l'aereo, beh, insomma, saranno forse 50 persone in dì, non credo di più. Perché altri se sono i trasporti che sono più veloci tal cosa. Io non voglio acchiappare un treno e aspettare 4 ore l'aereo si era dentro dall'aeroporto. Insomma, con molti hanno deciso di fare comunque un tapis roulant enorme, non sai di 1 chilometro e passa, per collegare le attuali stazioni ferroviarie in previsione da future TAV con l'aeroporto. E questo tapis roulant e questo parcheggio a torre enorme che sarà una roba, un deserto sarà di macchine, sarà a realizzare di una nuova società clientelare che ha già assunto i propri dirigenti. Boh, ma i cittadini hanno come l'alternativa di unirsi in comitato, se hanno di fare un disegno da politica associati, no, per poter non ho visto disegni comitati ben o male, varie situazioni che si sono create sia in Chiarnie, sia sul tagliamento, sia con i casi di espansione, sia chi di non, eccetera. Ho visto dato prove di una vitalità democratica e soprattutto insostituibile. Cioè ho visto sopperito a che calare le mancanze di informazione, di dialettiche, di confronto istituzionale. Ho visto in qualche maniera si sono confrontati con una politica miope che ha fatto di tutto per occultare, per impedire le partecipazioni. Basta dire che le prime iniziative da regione, di queste amministrazioni regionali ultime, è stata che di sopprimi il difensore civico regionale. Le prime. E di sopprimi Agenda 21, che è il strumento che con le Nazioni Unite ho vinto sottoscritto, l'Italia, e che è lo strumento ideale e necessario per coinvolgere le popolazioni interessate dall'uso, dal progetto del territorio. Le prime due rubis che hanno sottratto sono stati scheschi. Quindi con una chiara dimostrazione di non urini su fra i pisi, di decidi sul chiave di tutti. Questa è una roba assolutamente intollerabile. Plan plan si arriva a tutta una serie di un'escalation di fatti, per esempio, che drammatiche, che io ritengo drammatiche, che in non da risparmi, che però poteva essere fatto sui stipendi,
alven alla proponuto di ridurre il numero dei consiglieri regionali. Questa è una sottrazione di rappresentanze da minoranze, a vantaggio dei partiti più grandi, che quindi possono fare il biele e brutti in qualsiasi momento. Questa è una perfetta idiozia, dove incidi sui loro pay, sui loro stipendi, non sul numero. E due d'accordo si sono rivelati in quel caso. L'altra, che è disgustosa, e è le ultime decisioni da regione, che è di concedi il terzo mandato ai sindaci. Questa è una cristallizzazione dal potere e è un indurmidito, cristallizzato il sistema vitale dai comuni e lo hanno, come dici, affidato a poter caldure per 15 anni di fila, senza rinnovi, senza rinnovi generazionali, senza possibilità di creare un rinnovo anche culturale. Pensa tu, dal 1400 al 1500 ai nostri tiaris, li carichi selettivi sta piccoli comunità, non da metà grandi, sta piccoli comunità, se perduto, non potevano durare più di 6 mesi. E come non si arriva al terzo mandato, con le correità di tutte l'arco, salvo due partiti da regione. Al terzo mandato, quindi Sainz ha tenuto un po' in mano. Cioè una roba vergognosa. Si copre le democrazie così. Le rappresentanze, si copre tutto in queste maniere. Si tiene le int fur. E si tiene le int fur al punto che le int non va più a votare. E io spero che questo non succeda, perché non ho pensato come comitato di emetti che sarà pubblicato a breve, un manifesto che sollecita le int a chiappare posizione, consapevolezze di fronte ai problemi che non è un partito il nostro, questo è un sollecito, una serie di punti di riflessione che alle int e ai comitati perché riflettono su quel che serve veramente e non di essi chiozinzir per ennesime volte. Benissimo, allora la ringrazio per essere stato con noi, qui su Telemare e spero di tornare a vela per altre occasioni, so, qualche le aghi di, insomma, perché le tante, purtroppo. Grazie a Watris, grazie e arrivederci, mandi.